Credo che abbiamo tutti capito che turismo vuol dire cultura, vuol dire paesaggio, vuol dire territorio, vuol dire il nostro Veneto straordinario. Non è più la classica offerta di una volta, quella solo del mare e montagna, straordinaria. Essere arrivati a 62 milioni di presenze, 16 milioni di turisti, ma soprattutto avere il turismo di città d'arte, che è quello che cresce, che spende e che è il nostro futuro, ci obbliga a lavorare in modo diverso. Oggi presentiamo siti nuovi, il sito della Ville Venete, meravigliose, 3500, sono bellissime, coinvolgono tutto il nord-est, si appoggiano sulle ville del Palladio, quindi presentiamo un prodotto straordinario che consente di offrire qualcosa di nuovo o riscoprire qualcosa che c'è. Abbiamo un'ambizione, in 20 anni, lo dicono gli studiosi, potremmo raddoppiare il PIL turistico in Veneto, già fa il 10% e potremmo in 20 anni arrivare al 20%, e cioè economia pulita, economia bella, un Veneto bello, un'economia nuova, e su questo bisogna investire poggiando tutto sulla parola cultura.